Buongiorno e benvenuti a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, gli organizzatori della rassegna concerti meridiani. Ringrazio il Comune di Conegliano per l'ospitalità, titolo gratuito in questa bella sala, degustazione del convento di San Francesco, dell'ex convento di San Francesco. Ringrazio Vive TV che sta trasmettendo in diretta questo evento e che lo mette a disposizione successivamente sul canale YouTube per chi voglia vedere successivamente il concerto meridiano di oggi. Ringrazio i nostri benefattori, ringrazio Banca della Marca, Masottina, Corte Armonica che mette a disposizione da diversi mesi il pianoforte che oggi verrà suonato per accompagnare l'interprete della giornata. L'interprete è Marina Faguas, che viene direttamente dalla Spagna, vive qui da tanto, ma è originaria della Spagna e ci porta in Spagna col repertorio che oggi eseguirà, accompagnata da una nostra conoscenza, cara conoscenza, il maestro Davide Liessi, che per la quarta volta accompagna i cantanti che si esibiscono nell'ambito della rassegna. Cedo ora il posto alla protagonista di questa giornata, alla musica e ai suoi interpreti, Marina Faguas e Davide Liessi, che accogliamo con un caloroso applauso. Propone un viaggio attraverso diverse sfumature della musica vocale spagnola del Novecento, dalla tradizione popolare rielaborata da compositori come Granados e Falla, fino alla sensibilità poetica catalana di Toldrà e alla ricchezza espressiva della canzone spagnola di Rodrigo e Antón García y Abril. Inizieremo con En el agua del arroyo, che appartiene al repertorio vocale di Antón García Abril, uno dei compositori spagnoli più importanti del XX secolo. Su un testo poetico ricco di immagini simboliche, la natura diventa lo specchio delle emozioni. La stella, l'acqua e il paesaggio evocano purezza, delicatezza e un mondo interiore sospeso tra sogno e realtà. Poi continueremo con De los Álamos vengo, madre, di Joaquín Rodrigo. Il compositore si ispira alla tradizione lirica popolare spagnola e racconta con grande semplicità il ritorno di una giovane dopo aver incontrato una persona amata. Il movimento dei fiopi, mossi dal vento, crea un'atmosfera delicata e sospesa, dove natura e sentimento si fondono in un'unica immagine poetica. E poi No lloréis ojuelos, dal ciclo Canciones amatorias di Granados, è un brano basato su un antico testo poetico spagnolo. Attraverso un linguaggio delicato e ricco di immagini, il testo racconta il gioco dell'amore, della gelosia e dell'attrazione. Chi è capace di conquistare con uno sguardo non dovrebbe lasciarsi vincere dal dolore. En
Canciones Populares Españolas, composte da Manuel de Falla nel 1914. Rappresentano uno dei cicli più importanti del repertorio vocale spagnolo del Novecento. Falla rielabora melodie e testi della tradizione popolare di diverse regioni della Spagna, creando un linguaggio nel quale convivono semplicità popolare, raffinatezza musicale e profondi significati simbolici. I testi, spesso apparentemente semplici, nascondono giochi di parole, metafore e allusioni legate all'amore, alla passione e alla vita quotidiana.
E questo è fuori di programma, perché l'abbiamo cambiato. Il testo è scritto da Tomás Garcés, è una poesia di grande delicatezza, nella quale la natura diventa il riflesso dell'animo umano. Il bagolaro, che è un albero tipico di Catalogna, la notte e l'alba accompagnano l'attesa di un amore lontano, lasciando spazio nel finale a un messaggio di speranza. Leggo la traduzione del testo così si capisce meglio. All'ombra del bagolaro una fanciulla piange. Il tramonto muore sulla cima e scivola lungo il pendio. I cespugli d'erica lo trattengono a brandelli, poi il buio lo porta via. La ragazza piange di nostalgia, il bagolaro non fa più ombra. Fanciulla, l'amore è lontano, laggiù, oltre la cresta della montagna, ormai oscura. Passava un cavaliere, conduceva per la briglia il suo cavallo bianco. L'albero gli offre riposo e il vento, dolce, si avvicina. Nel cielo la luce della stella è la rugiada del nuovo giorno. Cavaliere, l'amore è lontano, con l'ombra e con il canto se n'è andato. Fanciulla, l'amore è lontano, cammina attraverso l'immensa pianura. La notte sospira, la notte, il bosco è limpido ruscello. I rami del bagolaro sono sottili e spogli. Le foglie e gli uccelli sono fuggiti, ma tra i rami continua ad ardere la luce delle stelle. Fanciulla, l'amore è lontano. Chiamano all'alba quando l'ombra del bagolaro si allungherà come un miracolo. All'ombra
Abbiamo Canta y no llores, che appartiene alla zarzuela Don Gil de Alcalá di Manuel Peña, e in questa maniera il canto diventa un modo per lasciare alle spalle la tristezza e celebrare la gioia. Consegniamo l'attestato di partecipazione alla giovane interprete, maestro no perché e quindi a Marina Faguas, con i nostri ringraziamenti per lei, per il maestro, consegniamo l'attestato per ogni buon fine. E da quest'anno abbiamo la novità che consegniamo ai nostri musicisti under o over 30, non ha importanza, una spilla che ricorda i concerti meridiani, la partecipazione ai concerti meridiani. Grazie a questa per entrambi, non appunto io perché non vorrei fare disastri, è così. E con l'augurio di canta y no llorar, cantar y no llorar, concludiamo questo concerto meridiano di oggi. Il progetto Concerti Meridiani continua per tutto il mese di luglio, poi ci sarà la pausa di agosto e riprenderà puntuale la prima domenica di settembre. La settimana prossima saremo a Palazzo Sarcinelli, all'Androne, e avremo un quintetto di fiati. Quindi a riprova del fatto che i concerti meridiani propongono musica di tutti i tipi, avremo una composizione che finora ai concerti meridiani non abbiamo avuto. 5 giovani talenti che si esibiranno in musica più risalente nel tempo ma anche contemporanea. Quindi l'invito è a essere presenti la settimana prossima. Concludo come sempre raccomandando di ricordare che il progetto Concerti Meridiani è un progetto che ha tra gli altri lo scopo di incentivare le scuole di musica che preparano questi meravigliosi musicisti che ospitiamo tutte le domeniche.
E quindi lasciamo il nostro contributo assolutamente volontario, ma gradito e opportuno, se mi permettete, in fondo alla sala in cassetta. E come ultimissima cosa, chi avesse piacere di essere introdotto nella mailing list dei concerti meridiani può lasciare il suo indirizzo di posta elettronica nell'apposita griglia che trova sul tavolo in fondo, e così verrà settimanalmente informato del programma di sala della domenica successiva. Grazie e buona domenica.